Allora, buonasera e benvenuti a Bella Radio TV con Jessica, stasera in veste di conduttrice. Insomma, io sono molto felice, ma in questo piccolo viaggio di questa sera non sarò sola, vi ripresento piano piano, ci sarà il cantautore Franco Raciti, Cristian Amore e Sebi, l'immancabile Sebi. Però intanto grazie appunto a Bella Radio TV, ma volevamo anche ringraziare chi comunque ci ha fatto conoscere ancora di più strettamente questo studio, dove noi siamo stati ospiti nelle puntate precedenti con appunto Stefano Rio, Elison e Alex Olivieri. Noi volevamo appunto ringraziarli perché siamo stati ospiti qua e quindi volevamo tanto ringraziarli a tutti e tre. Grazie da parte mia e da parte di Sebi. Allora, stasera si racconterà un po' di musica, racconteremo un po' di noi, faremo vedere i nostri videoclip, ma non solo quelli di Jessica e Sebi, anche quelli appunto di Franco Raciti, il cantautore di Catania, Cristian Amore e quant'altro. Io direi di iniziare subito, perché abbiamo una storia particolare da raccontare, però prima dobbiamo ringraziare i nostri sponsor, perché sono loro che poi ci permettono di stare qui questa sera, questa oretta insieme appunto a Bella Radio TV. Allora, il nostro è Io Amo Ciro, è uno sponsor praticamente dove potete trovare i prodotti cosmetici per il make up a basso costo e si trova su TikTok, su Instagram e su Facebook. Io Amo Ciro. L'altro nostro sponsor è una trattoria super chic dove si mangia benissimo, da Patrizia, via Calì 33 Catania. Andatela a trovare perché trovate solo squisitezze a non finire. Allora, grazie ai nostri sponsor, partiamo subito col mio amico, intanto ve lo presento anche se non ha bisogno di presentazioni, Franco Raciti. Buonasera a Prego, accomodati Franco, come sei elegante. sì, dopo quello che ho passato, diciamo. Sì, e infatti siamo qua con Franco perché non solo lui canterà, farà vedere i suoi video e quant'altro, perché abbiamo un messaggio importante da dire e il messaggio è quello della prevenzione tumorale, perché purtroppo Franco, mentre si trovava nel suo lavoro, faceva il lavoro quotidiano, all'improvviso ha avuto, come dire, una questione fisica molto forte, cioè gli si è gonfiato lateralmente il collo sulla destra, mi pare, sì. Giusto? Cosa è successo, Franco, esattamente? Si è vista questa palla, diciamo, sul collo, mi si è detto, io vedo una palla, siccome una palla, e l'ho toccata e veramente era una palla un po' strana, e quindi ho fatto subito l'ecografia, sono andato lì, dice, guardi, si sospetta un tumore, io ero morto, sai. E poi ho fatto la TAC, la risonanza, era un tumore tonsillare, diciamo, sì, maligno purtroppo, sì. E quindi i medici hanno detto, guardi, lei si deve operare urgente perché sennò sarà il peggio di lei, o la vita o la morte, perciò ci pensa bene, entro 15 giorni deve decidere questo. Infatti avevo prenotato la PET e abbiamo lasciato andare perché non c'era il tempo più di aspettare, sì. Era una cosa talmente sì, urgente. Sì. E quindi ho consultato tanti oncologi, tanti medici, e tutti avevano la stessa voce, dicevano tutte la stessa cosa. Ho detto, ma mi faccio forza e coraggio, se Dio vuole ci sono ancora. Ci sei ancora e sei qua. Questo perché stiamo dicendo voglio questo, ringraziare Franco? i medici di San Lorenzo di Taormina che sono stati bravissimi, veramente, la Palmeri e primario Politi Antonino. Sono stati i miei angeli, diciamo, insieme a Dio, che mi hanno dato la forza di andare avanti. Sono contentissima. Grazie. Che tu, insomma, stai bene, i controlli vanno continuati, sì, vanno avanti ancora. E lo dico molto. A tutti, perché dobbiamo fare prevenzione per queste cose, veramente, pensiamoci prima. Ecco, la prevenzione, ragazzi, è una cosa importante anche quando si sta bene. Vedete, Franco era al lavoro, in una giornata normale come tutti, all'improvviso sì, si trova il collo gonfio, quindi scappa e da lì succede di tutto. Quindi mi raccomando, non abbiamo paura nessuno della prevenzione, di controllarci, perché la salvezza può essere in quella. Senti Franco, poi c'è stato anche un gruppo di preghiera di persone molto particolari che tu volevi ringraziare. Infatti, si chiama Massimo Malzarà, la moglie Grazie Mazzara. 2 giorni prima dell'intervento hanno detto, vieni qui che noi preghiamo tutte per te. Per me è stata una gloria, una grande gloria. Devo dire che questa è una religione. Ti ringrazio tanto.
Tutte le religioni sono benvengono. Loro sono altre religioni, mi pare, testimoni di Geova o evangelisti? Evangelisti. Quindi li ringraziamo, il Tempio di Lodi di Mister Bianco, perché hanno pregato con Franco. Grazie a te, Jessica, molto Grazie gentile. a voi. Allora, adesso invece cerchiamo Per di pensare ad cambiare. altro. Ecco, tu sei un cantautore, noi ci conosciamo da tanti anni, abbiamo cantato, abbiamo fatto da spettacoli tanto tempo. insieme. Abbiamo iniziato con Stefano Biondi, ti ricordi? Allora, a Randazzo. Avevamo 14 anni ciascuno, è passato un po', qualche giorno è passato. È passato qualche giorno. Allora, Franco scrive canzoni, è bravissimo, stasera vi farà sentire tante canzoni. Sì, adesso inizio con una cover molto bella del film Angelo Mele di Ghost Fantasma, che si chiama Tu sei, con il testo italiano ovviamente. Allora, D'amore. signore e signori, alzati in piedi. Grazie. Prenditi l'asta se vuoi, eccola lì. Sì, un attimo. Vi presento il mio caro amico. Grazie per la radio, grazie di essere qui con voi. Con Tu sei, Franco Racitti. Ecco, Vuoi una mano? Ok. Ci siamo. Io lo so che ormai avrò soltanto te, così dentro me. Ormai Grazie per la radio, grazie Jessica. Allora andiamo avanti con Voglio stare tranquillo, il mio cavallo di battaglia. Bene, vai.
comunque male, tu prendi il mio sale per condire i tuoi sì. Tu cerchi il pelo mentre monti alla rovescia, tu fai l'esistenza, un cuscino per te. Voglio stare tranquillo, tranquillo, tranquillo. Voglio stare contento, tranquillo, con te. Non voglio niente mai se non sta bene a te. Non voglio il cuore, sai, ma un po' di tenero. E a me che ondeggio già tra crisi e identità. Tu togli l'oro e dai stress e fatica. Amore mio, voglio stare tranquillo. Ho bisogno d'amore, tranquillo. Ho bisogno di cuore, tranquillo. Ho bisogno, senza fare bordello, tranquillo, con te. Caterina, Caterina, stai ballando su una linea, puoi scoppiare senza botto e non basterà un cerotto. Tu mi rompi le palline e poi mi sgrani le sensine. Ti ho cresciuta, ti ho vestita e ti ho messa sulla vita. Certo so che sei esagerato ed è questo il risultato. Tu mi acchiappi, mi strapazzi e non fai mai tre cazzi. Tu ti agiti per niente e a da fare indifferente. Resta ferma, non parlare, ordito per questo cane. Ma dalla vita dimmi adesso cosa vuoi. Se non ti basta ciò che sei e quel che hai. C'è un mondo intero dentro e intorno agli occhi tuoi. Tu non lo vedi e male stai. E io voglio stare tranquillo, tranquillo, tranquillo. Voglio stare contento, tranquillo, con te. E a me che ondeggio già fra crisi e identità. Tu togli l'oro e dai stress e fatica. Amore mio, voglio stare tranquillo, tranquillo, tranquillo. Che vita è? Devo stare tranquillo, 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 dentro di me. Voglio stare tranquillo, 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 coi tuoi perché stare fermo da sballo, tranquillo, con me. Grazie, grazie. Un bacio. Allora bravo, ma non è finita Grazie. qua, né adesso né più tardi, perché intanto ci fa sentire un altro pezzo che conosco molto bene e mi piace tantissimo, che è Spiazzato, ma poi sì. dopo insomma ci saranno altre sorprese. Intanto, Questa canzone ho venduto tanto. Lo so, Sì, lo sì, so, sì, sì. lo so. Lui è sempre in giro con la musica, insomma noi siamo nati per fare musica, altrimenti non facevamo questo Veramente, mestiere. veramente. Franco Raciti, Spiazzato. Grazie. Sono un tipo esagerato, nel cervello un po' spiazzato, sì. Son così. Credo che il bagnato è asciutto, che sia pesce anche il prosciutto, sì. Credimi. Credo che l'amore è l'altra faccia di quel sole che non vedo, è tutto in nero. Credo che mia madre non si è accorta di me, nato nel bidet ed ero un re. Sono allegro nel dolore, piango davvero. Se vuoi ride il cuore, sono
sono spiazzato come un verme noir. E ciò si sa, tutto ciò che sta all'opposto si congiunge dentro il mostro e già bevo e va. Credo che l'amore è l'altra faccia di quel sole che non vedo, e tutto è nero. Credo che mia madre non si accorta di me, nato nel bidet ed ero un re. Rido veleno nel pensiero, rido davvero. Se poi piange il cuore sono un dannato, più felice senza te. Sono un tipo esagerato per il dolce e per l'amaro, senza limiti spiazzato oinè. Nella tomba mi rivolto per avere anche un salotto, no, perché no? Tutto ciò che sta all'opposto si congiunge dentro il mostro e già bevo e va. Credo che l'amore è l'altra faccia di quel sole che non vedo, e tutto è nero. Credo che mia madre non si accorta di me, nato nel bidet ed ero un re. Sono allegro nel dolore, piango davvero, se poi rido il cuore sono un buffone, sono spiazzato e senza età. Vendo cocco alle signore per finire me ne duole, senza sale che fa male in me. Wow, grazie! Grazie! Bravissimo! Adesso- prendi fiato. Grazie, e ci posiamo un po' per me e diamo spazio ai nostri ospiti. Bene, e dopo ovviamente Franco ritorna. Allora, io adesso faccio accomodare Sebi, per me lo conosco appena, l'ho appena conosciuto. Buonasera, Sebi, buonasera, buonasera. Sono 15 anni che conosco, accomodati Sebi, sono 15 anni che conosco Sebi, 15 anni di vita insieme, musicale e tante altre cose. Quindi a volte me lo ritrovo di fronte per intervistarlo, A cosa volte. dovrei chiedergli, che conosco tutto di lui. Sei contento di essere qui? Questo non te l'ho chiesto. Certo, sì, ovvio. Sei contento che stiamo facendo questi progetti musicali nuovi? Non dovrei essere contento. No, te lo Sì, chiedo a sì, te. comunque sì, sono molto contento, Sei ovviamente. molto contento, ecco. Tutti contenti, infatti. Senti, invece Sebi, tu la passione della musica è nata a te quando mi hai conosciuta 15 anni fa o l'avevi da prima? Ecco, questa è una cosa che non ti ho mai chiesto. Diciamo che a me piaceva molto cantare, io cantavo sotto la Karaoke. doccia, come tutti quanti magari fanno, cantavo nelle scale, sai che c'è quel rimbombo, no? Nelle scale delle palazzine. Il reverbero. Il reverbero, e mi piaceva molto cantare così. Poi quando ti ho conosciuto, diciamo che tutto si è amplificato e quindi l'ho preso sul serio, abbiamo provato a fare questa cosa seriamente ed oggi siamo qua. Quindi da reverbero, dai corridoi, dai reverbero, A riverbero delle sale di registrazione. delle sale di registrazione. Vabbè, noi abbiamo fatto qualche singolo, insomma, ultimamente ne abbiamo fatti tanti. 2 in particolare che vi vorremmo fare sentire insieme. Aspetta che la scaletta se no cade giù. Intanto vi volevo ricordare gli sponsor, chiedo scusa. I nostri sponsor sono Io Uno Amo Ciro, Instagram e TikTok E Facebook. sono i profili social per questi prodotti di alto livello cosmetica a basso costo, e l'altro è la grande bella trattoria dove si mangia benissimo, trattoria da Patrizia, via Calì 33 Catania. Andatela a trovare e vi assicuro che potete fare tutti i banchetti che volete lì. Va bene, grazie. Allora, noi abbiamo fatto una cosa ricordando Parigi, il nostro viaggio che abbiamo fatto con Parigi con Sebi. Il pezzo si intitola Je t'aime. Un anno fa è uscito. Please. Come mi chiamavi allora? Bambina.
grazie. Grazie. Allora, dai Cetem, ragazzi, vi facciamo sentire invece una cosa molto particolare. Noi abbiamo scritto un pezzo che è uscito qualche mese fa che porta per titolo Dal mio letto di cartone. Ed è la storia? È la storia di un nostro amico Clochard. Insomma, abbiamo dedicato questo pezzo agli invisibili, perché tutti e mai nessuno nella vita debba dormire in un letto di cartone. E soprattutto deve essere dimenticato. Quindi, Dal mio letto di cartone, Jessica e Sebi. Fino a che ho potuto, le lacrime ho asciugato e chi aveva pianto nel suo triste inverno. Fino a che ho potuto, ho teso solo mani, ma il mio grido nessuno si è voltato più. Ho riempito di rabbia ogni singola goccia fitta come la nebbia dentro me. E sai perché? Adesso non vi cerco più. Da una vita di abbracci mi rinasero stracci, dal mio sangue dolore porte chiuse nel mio cuore. Adesso non vi trovo più. Dal mio letto di cartone ho trovato un po' d'amore ed eri tu. Non te l'ho detto mai. Nel mio corpo fatto a pezzi, su di sega ora gli stracci insieme a lui. Fino a che hai potuto, lì tutto era dovuto a chi ti ha stracciata quando l'hai chiamata. Fino a che hai potuto, t'han preso pure l'anima senza rimorso, ti hanno mostrato i polsi. Hai mangiato la sabbia chiusa nella tua gabbia, il tuo pane e la forza dentro te che ancora c'è e che ti fa rinascere. Dai telefoni spenti qui mi sento lamenti mentre io scivolavo dal mio nido, ma il mio grido adesso si è sentito su. Adesso si è sentito. Ora gli auguri ogni bene, al tuo cuore ormai appartiene a me. Non ti voltare mai, per i prossimi 100 anni pagheranno i tuoi rimpianti la realtà. Na 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 na. Di chi ti ha buttato via. Ho svuotato la rabbia fino all'ultima goccia, è svanita la nebbia dentro me. E sai perché? Adesso non mi odio più. No, 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 no. Dal mio letto di cartone, in quel sogno c'è il mio nome ancora di più. E te lo canto, sai. Dal mio corpo fatto a pezzi, sogni sei ora gli stracci insieme a lui. Grazie a Dio, ora sono io. Grazie. Grazie. E questo era Dal mio letto di cartone, la storia di un Clochard. Infatti, mai nessuno deve dormire fra i cartoni. Ok, se mi accomodando, ci vediamo dopo. Grazie. Adesso mi accomodo qui. E voglio chiamare un giovane bello dagli occhi di Leonardo DiCaprio che si chiama Christian
Amore. Buonasera a tutti, buonasera. È la prima volta che ci conosciamo, È la prima volta, però posso dire dal profondo del mio cuore che vi ringrazio che mi avete reso ospite qui, soprattutto tu Jessica, Seppi e Franco Raciti, grazie di cuore, veramente. Grazie a te invece per la tua arte. Senti, tu sei una goccia fuor d'acqua, nel senso che a Catania, la nostra così amata città, fai del rap etnico in siciliano, porti la tua musica, il linguaggio dei quartieri che ci appartieni, di cui noi ne siamo fieri, proprio più fieri di me, penso, come? Orgogliosi di essere proprio catanesi, e quindi questo linguaggio così così colorato, così, come dire, d'impatto lo porti in musica. Questo ti fa onore? Ma a me fa onore la musica perché la mia famiglia, diciamo, che hanno trasportato, diciamo, questa passione da quando ero solo un bambino. Ero solo un giovane da 4 anni, ho iniziato da ero un bambino proprio. Che la mia mamma era tempo fa con Marcella Bella e Gianni Bella, parliamo all'epoca. Quindi la musica da te era da tipo sempre... latte e biscotti la mattina. Esatto, da sempre l'ho sempre amata, quindi ho citato Rosaria Castelli, che è mia mamma, che è anche autrice. E niente, amiamo la musica tutti nella famiglia. Quindi, diciamo. A casa tua ha sempre respirato storia musicale. Sì, che tantissimo. Bello, vedi? Voglio salutare, se posso permettermi, di salutare tutta la famiglia Sottile, la famiglia Castorina, mia mamma Rosaria Castelli, e un bacione da tutti da casa che ci seguite. Ci associamo anche noi, ovviamente. Poi ci sarà la replica, giusto Mary? Poi mi dite quando, ovviamente, quindi posso vedere la replica. Allora, senti, parliamo del tuo pezzo. Il primo pezzo che tu ci fai 2 pezzi stasera, un'ora e uno quasi alla fine del programma. Mi dici esattamente Carusi di Quartieri. Carusi Quartieri. Carusi Sì, i Quartieri, bravissima. I Quartieri. Okay. Sì, è una denuncia sociale che parla di questi giovani che non hanno un futuro. È giusto dare a loro fiducia e dire comunque i disagi che ci sono a Catania. È una bella città, quindi meglio evidenziarla, diciamo, su un aspetto migliore, no? Non discreto. Disagi, diciamo, scusa se diciamo che i disagi sono in tutte le città. Sì, però Catania un po' di più perché la mia città e la tengo a cuore, quindi tu vuoi dappertutto, cioè. Dappertutto, sicuramente. Dappertutto. Però la nostra Catania, ragazzi, è così posso bella, dire una cosa? quindi... io Catania, devo dirti la verità. Io sono sincero, posso essere sincero, dico proprio nella camera lì. Io a Catania da nessuna parte ho avuto mai problemi. Catania per me è la città, continuo a dirlo sui miei social, sempre. Jessica FT Sebi e su TikTok e quant'altro, che è la città più bella del mondo. Vi assicuro che l'atmosfera che noi respiriamo a Catania, appunto, non c'è da nessuna parte al mondo. Esatto. Bravo. Catania è vita. Quindi dicevi, quindi li porti in musica. Tutte le tue sensazioni, tutto quello che ti circonda, l'atmosfera, quello che vivi nel quotidiano, lo porti in musica. Esatto. Beh, allora lo vogliamo sentire. Grazie. Prego, se vuoi l'asta come preferisci tu. Signore e signori, lo tenga a battesimo in questa TV per la prima volta, giusto? Sì, esatto. Allora ragazzi, bello, giovane, talentuoso Cristian Amore con Carusi i Quartieri. Grazie mille Jessica. Oh, Carusi, avrei che potere. Va bene, mare, tutti con la notte. Avrei cusciero. Carusi i Quartieri, camminiamo veri. Tutto funno con sti motorini in 3 quartieri. Con spaccia giochi che fuma e con un po' cambari. Perché già si sa di travagli, non ci nego, sta in trama la vita e non si inesce. Però ama la vita e chi dragata aiuta sempre. Ma su tradisce a stare attento, su domani ti indipendi. Perché per sti frati non conti più nendi e moristi per sempre. Ama la vita, aiuto i Carusi i Quartieri. Ama la vita, storia, i sti strati di Catania. E su non c'è ama la vita, sti Carusi coi difendi. Noi altri lasciamo con rispetto e con l'onore. Che gente da Sicilia, amori, supericato a diventi miei frati. Magari su non ti conosco, siamo gente di cori, Carusi i Quartieri, camminiamo peri. Che speranza che sto mondo potessi canciare. È bello il travaglio se si potessi attuare. Per canciare sta vita e non tornare a sbagliare. Carusi i Quartieri, iniziamo a campare, picchiarelli
ieri non potevo tornare e cercamo di crescere e godere la vita che la nostra Sicilia la fa volare d'onore e amore la fa cantare perché la nostra terra fa sognare. Sono Giovanni Campagna, anche Rossi Quartieri. Sta vita è una condanna se non c'è savagli veri. Cama la vita non da bessi, cama la vita stai sulla precedessi. Tutti ne vai a travagliare, solo la mente ricontare, ma che speranza non sbagliare, meglio riuscire a faticare. Un savaglio povero ma sereno ti fa campare, a così libero e tranquillo può stare, caro sì, devi andare a travagliare. Caso più di da vita finisco, ricampare, me cucino non ti far attaccare. Sanno che tu figli e poi chi c'ha a contare. Carusi quartieri, camminiamo per i peri. Che speranza che sto mondo potessi cangiare. È bello il travaglio se si potessi attuare per cangiare sta vita e non tornare a sbagliare. Carusi quartieri, iniziamo a campare, picchiarelli non potevo tornare e cercamo di crescere e godere la vita che la nostra Sicilia la fa volare d'onore e amore la fa cantare perché la nostra terra fa sognare. Carosi quartieri, carosi peri peri, carosi ma la vita è quartieri. Bravo! Allora, sono rimasta sorpresa, vuol dire bravissimo, una poesia a nostra terra Sì. fa sognare. Sì, esatto. Per migliorare, appunto, dicevo questo, era il senso di migliorare la nostra bella città, Certo, perché è bellissima, certo. quindi non avere violenza, non prendere quest'estate, appunto, amiamo Catania e salviamo soprattutto la salviamo. Bravo, comunque bravissimo, davvero Grazie, bravo, Jessica. complimenti. A dopo un altro A dopo, pezzo. ok, grazie. Allora, vedete i talenti che abbiamo, non è che voglio dire, poi la Sicilia, ragazzi, è la terra più fertile artisticamente del mondo. Ad esempio, Frank Sinatra aveva origini siciliane, Shakira origini siciliane, poi chi c'è? Beh, Marcella, Battiato, Carme Consoli, Gerardina, bello, mamma mia, che ho conosciuto quando facevo al posto tuo a Cinecittà di una simpatia unica, tantissimi, Baudo, proprio la nostra è una terra fertile veramente, no? Io non vorrei dimenticare noi, Mary, ragazzi, Jessica Sebi, Franco Raciti, Grazie. Insomma, Cristian, abbiamo anche ognuno ha il proprio spazio ed è bello perché Anche gli operatori sono brevissimi. come? Gli operatori sono brevissimi. Sì, si vede che il sole, il mare che ci circonda ci dà, come dire, l'input e l'Etna, brava. Quindi siamo tra fuoco e mare. Allora, tra fuoco e mare passeggiava tantissimo Alessandro, è il titolo nuovo che viene a cantarlo Franco Raciti. Il titolo Facciamo nuovo un è applauso. questa, la prima canzone. La prima canzone che tu hai fatto. Salutiamolo Io e perché- Alessandro, ti ricordi, no? Sì, ti chiedo scusa, salutiamo Alessandro perché Alessandro ci sta guardando da Milano via streaming. Ah, sì, L'ho sì, sentito ci sta ieri guardando, sera. sì. Ciao Alessandro, ciao Milano. Questo è un pezzo che lui. Ciao la Sicilia. Ah, ciao amici di TikTok, buonasera. Ciao amici, seguiteci. Seguiteci anche sui nostri social, Jessica tappi. FT Sebi. Allora, Tappi. tappi. Grazie ragazzi, vi vogliamo un sacco di bene, seguiteci sui social. Allora, io ti voglio Franco, ricordare tanti sì. anni fa quando abbiamo fatto il musical che hai lavorato pure tu con i ragazzi Sì. di Mary per sempre, ragazzi Sì. fuori. Domenica devo andare da Salvo. Sì, dove abbiamo fatto il musical io e Alessandro, te lo ricordi? Certo, c'ero anch'io. Poi dopo tanto tempo ho fatto una chiave moderna, diciamo, di nuovo arrangiamento, però il pezzo mi è andato molto bene. Mi ricorda, ha Benissimo. spopolato dappertutto. Andavamo a cantare io e Alessandro, quindi ve lo facciamo risentire perché Sì, non è la versione originale, però la faccio una versione. la canzone è sempre quella, Sì. le note e il testo è sempre quello. Sì. Franco Grazie, Raciti, io e Alessandro. Grazie. Sono sempre in giro per le strade a lavorare, e quando torno
ragazza del tuo cuore. Non è più importante divertirsi, ma l'amore facci piano con la neve, puoi finire male. Vorrei lasciare i miei problemi giù, voglio scoprire nuove emozioni su che puoi trovare guardando la TV. Ti fai illusioni senza ragioni, ti senti male, non sai che fare, sei indifferente, non dici niente più, lo devo andare. Se vuoi vieni anche tu, c'è un biglietto in più. Ti senti male, non sai che fare, sei indifferente, non dici niente. Grazie! Grazie a te. Allora, Vedi un'altra versione, tu te la ricordavi un'altra versione, Sì. la vecchia versione. ma sempre quel bella è. Grazie. Allora, l'altro pezzo bello di Franco è Nel Fossato. Questo è un bellissimo testo scritto. Voglio ringraziare Antonio Bella perché è uno dei parolieri più lo so, ha scritto importanti un po' per tutti che io noi. ho avuto nelle mie musiche e si chiama Nel Fossato. Fossato. Prego, Franco. Grazie. Da questo blu mi osservo un po' e non mi vedo chiaramente. 2000 noie, 2000 idee, mi faccio seghe mentalmente. Vorrei tirare al centro, ma impantanato sto in questo labirinto. Dove andare, dove uscire non so, e finisco contro un muro di no. Sempre fossato, io mi fondo per un stesso sfrenato. Io mi buco il naso per graffiare un po' di vita al mio viso. E mai 100 prigioni legano le ali dei miei sensori. E mai il mio cammino te lo lascerò chiamare destino. Io sono mio, ma senza un dio. So che gioco la mia pelle. In birreria nessuno dà neanche un briciolo di stelle. Vorrei volare in alto, ma c'è chi mi tira giù. In questo labirinto dove cado rotolando di più, annaspando verso un mitico blu. Sempre fossato,
Grazie Bella Radio TV. Grazie Jessica. Grazie a tutti. Grazie a te Franco, però prima che vai via, aspetta, perché tanto sicuramente ci rivedremo qualche altra puntata. Aspetta, ringraziamo gli sponsor. Il nostro sponsor i nostri sponsor sono Io Amo Ciro, prodotti cosmetici di alta qualità a basso costo. Su TikTok seguitelo, Io Amo Ciro, Instagram e Facebook. Invece la trattoria più chic di Catania, dove si mangia benissimo, dove si possono fare Centro i banchetti storico. migliori, centro storico di Catania, trattoria da Patrizia. Via Calì 33, Catania. Allora, Grazie. sì, prego, dagli il microfono a Sebi gentilmente un attimo. Grazie Francesco, ora salutiamo per tutti. A parte ringraziare Mary, giusto? Che è quella che ci fa riprese, fa di tutto. Però ragazzi, ringraziamo Sonny che è dietro le quinte ed è perfetto, è impeccabile in tutto. È stato un sogno per me, un sogno positivo. Grazie. Sonny, allora, È quello che dirige l'orchestra. è un'orchestra che dobbiamo andare anche veloce, Ok. vero? Allora, intanto richiamiamo di nuovo questi occhi così belli. Grazie. Christian Amore, prego, ci fa Grazie. sentire un'altra canzone. Sì. Vogliamo salutare insieme a Cristian gli amici di TikTok? Certo, salutiamo tutti, seguitemi su TikTok, Cristian Amore. Ciao a tutti ragazzi, Sito ciao, Principe ciao, Occhiazzurri. ciao. Ci potete seguire su Jessica FT Sebi e su tanti. Però insomma, quello soprattutto di Franco, voglio ringraziare tutti. gli sponsor, cioè lo staff, scusate, tutti coloro che sono qua su Bella Radio, Sonny Spartà, Mary Milani e tu, Jessica, che sei veramente Sono gentilissima, il sempre- nostro sono Seb e il nostro Franco Raciti. esaurita. Grazie. Allora, prego, il prossimo pezzo porta per titolo Sì. Le tasche dei tuoi jeans. La mia autrice è un'autrice poetessa della casa editrice di Milano, che questa casa editrice infatti è nata, non mi ricordo ora l'anno giusto, è una casa editrice importantissima che si chiama La Cartago Edizioni. Io la saluto, la ringrazio, Anna Rita Schiavone, di questo bellissimo testo e spero che piacerà anche a voi, dai. Prego, il palco è tutto tuo. Grazie. Mi piace accarezzarti le tasche dei jeans mentre mi si perfora il cuore e suono una canzone forte solo nella mia testa e cerco di collegarla nel punto più remoto della mia esistenza. Sono nato con te nella tua stessa terra e oggi mi ritrovo nelle tue tasche, le tasche dei tuoi jeans, tra le luci di dicembre, caldo di una stella siderale. Io sono nelle tasche dei tuoi jeans. Stasera, oh no. Li sono e poi li resto, mentre il tessuto graffia l'armonia del sole. È già arrivato giugno e io sono ancora lì nelle tasche, le tasche dei tuoi jeans, e spero nelle pagine di questa nuova canzone. Il mare mi protegge dal freddo del cuore, l'onda sbatte forte nel tempo che è passato, perché io poi li resto, io resto lì, nelle tasche dei tuoi jeans. Ancora e senza tempo, per sempre lì, nelle tasche dei tuoi jeans. Il diamante si eclissa e una luce si accende e si illumina tutte. Oggi mi ritrovo nelle tue tasche, le tasche dei tuoi jeans, tra le luci di dicembre, caldo di una stella siderale. Io sono nelle tasche dei tuoi jeans. Stasera, yeah. Ancora e senza tempo, per sempre lì, nelle tasche dei tuoi jeans. Il diamante si eclissa e una luce si accende e si illumina tutte. Oggi mi ritrovo nelle tue tasche, le tasche dei tuoi jeans, tra le luci di dicembre, caldo di una stella siderale. Io
sono nelle tasche dei tuoi jeans. Stasera, 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 yeah, yeah. Baby, 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 baby. Bravo, allora, le Grazie. tasche dei tuoi jeans, bello, Sì. bravo, Cristian Amore. Grazie. Allora, facciamo l'ultimo pezzo, USB. Perfetto, E grazie. poi ci salutiamo tutti, Vi ovviamente. aspettiamo, vi ringrazio. Allora, io volevo ricordare le date, se mi permettete, veloce, dove siamo a luglio. Ma te le ricordi? Ah, ce l'abbiamo te il le tempo? ricordi? Ok. Allora, se ce l'abbiamo... Ah, ok, abbiamo altri 10 minuti, prego. Siamo ancora all'ospedale di San Vincenzo di Taormina. Questo Allora, lui voleva ringraziare, agganciamo al discorso iniziale per la previdenza contro il tumore, visto che lui purtroppo ha avuto questa difficoltà, l'ospedale San Vincenzo di Taormina che l'hanno accolto, l'hanno curato, l'hanno amato ed è con qua il per primario noi. che si chiama Palmeri e una dottoressa molto brava, primario Politi Antonino. Lo voglio ringraziare di cuore, Certo, veramente. hai fatto Grazie, bene a ricordarlo, grazie. hai fatto bene. A tutti gli infermieri, sono stati favolosi sia come personale dell'ospedale. Ok, grazie tante. Vi salutiamo, ci associamo anche noi. E ancora non facciamo adesso la fotografia, facciamo dopo. Ah, va bene, ok, allora. Allora, le date, te le ricordi le date? Le date noi abbiamo il 27, cioè domani sera siamo a Vittoria, Vittoria, ok. al Mega Panino. Mega Panino, Jessica Sebi, Raffaella Bizzini e il Re di Cuore. Invece poi siamo il 6 a Sicaminò, in provincia di Messina, all'Arangiara. E Il 7? 7 siamo a Solarino, a Florida, da Maurizio. Il 13 siamo a Gigo Mendes a Giarre. Il 19 siamo al Pepito a Siracusa. Il 21 siamo a 80 Voglia a Carrabba. Gli altri non me li ricordo, ve li diremo più avanti. Signore e signori, esce il video presto, sì. Ok. Si intitola Sì, Carnale con Jessica e Sebi. Facciamo prima la foto, ricordi? Tanto salutiamoci in TikTok. Seguiteci su TikTok, Jessica e FT Sebi, mi raccomando. 3. Cheese. Ecco qua, il nostro Queste sono le nuovo cose belle della diretta. Il nostro nuovo singolo di Jessica e Sebi. Sì, Carnale. Presto il video, Allora. A pioggia rindovico e che fredde e si allucava parole e curtiella. Poi come sole sei venuto tu a me salvare. Tua medicina per tutte ferite e insieme a te una nuova vita. E se mi guarda il sole mi sai scarfare. Mai, oh no mai, senza te posso stare, impazzirei e non vivrei. Sei stato tu che mi hai fatta sciambazzire. Mai, oh no mai, cuore mio, vita mia, carnale sì, con più un amore, a nascere non fornisce mai volare. Un'ora, 2 ore, noi facciamo amore e a stringere ci dammo mattina e in coppe stelle vicine a già mai, oh no mai, senza te posso stare,
Grazie. Grazie. Grazie ancora. Presto uscirà il video. Grazie a tutti ragazzi. Grazie. Allora dicevi Franco, scusami. Se mi volete cercare su YouTube, TikTok, Facebook, Franco Rasciti, mi fa piacere. Certo, tutti i social. Allora, Jessica FT7 su TikTok, Franco Racciti su TikTok, tu? Cristian Amore Su su TikTok. TikTok, Principe Occhi Azzurri, così capite? Principe, Ci perché potete Principe Occhi trovare. Azzurri? Salutiamo tutti gli amici di TikTok di Bella Radio TV. Grazie Sonny, grazie Mary. Ci vediamo presto per una Ciao a nuova tutti, puntata ragazzi, un bacione. di Noi Insieme. Ci sarà un seguito, quindi aspettateci. Volevo salutare il cantautore più giovane d'Italia, ripeto, Leonardo. Ciao, presto anche lui qua E a mando un cantare. bacio grande a Ciro. La puntata nostra, cioè questa, sarà caricata su YouTube di Bella Radio TV, quindi ve la potete anche vedere. Ciao Leonardo. Io voglio ringraziare Mary Milani e Sonny. per questa bellissima serata. Scusate, allora aggiungo una cosa. Sonny ormai stando Padre Pio sulla terra, perché è proprio ha una pazienza, apre il cuore, ma ha pazienza. Ma Mary, ragazzi, di una bravura. L'avete sentito l'ultimo singolo di Mary? Seguitela, è bravissima, bellissima e ha un'energia pazzesca. Mary Milani, ciao, Ciao a tutti grazie. ragazzi, un bacio. Ciao, alla prossima. Ciao Ciro.